Dura presa di posizione dell'area progressista al comune di Agrigento. Quest'ultima, con una raccolta di oltre 500 firme ottenute in pochissimo tempo, ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un consiglio aperto all'intervento dei cittadini, per consentire un confronto sui rincari delle bollette di Tari e Aica, a fronte di servizi assolutamente inadeguati e indegni di una città civile. Nessuna risposta, viene comunicato in una nota diffusa alla stampa, è giunta finora. A dimostrazione ancora una volta della volontà dei partiti di maggioranza di barricarsi nel silenzio, ignorando le legittime richieste di chiarezza da parte delle opposizioni, delle associazioni, dei cittadini. In un momento buio per la città, in cui il finanziamento della rete idrica è oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica in un'inchiesta denominata non a caso appalti e mazzette, in cui i vertici di Aica rimettono il mandato nelle mani dei sindaci e si prepara per gli agrigentini un'altra estate senza acqua. Il Consiglio Comunale decide di chiudere le porte e iscrive addirittura al punto 17 del prossimo Consiglio Comunale il tema della crisi idrica. Siamo stanchi di atteggiamenti che negano il confronto, concludono. Protesteremo in nome della chiarezza e del diritto ai servizi essenziali a prezzi adeguati, della trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa.